L'Assemblea dei Delegati è stata l'occasione per fare il punto sullo stato delle cose della previdenza complementare nel quadro di un sistema finanziario che è stato profondamente scosso negli ultimi 18 mesi dagli eventi che si sono appunto aperti con l'invasione russa dell'Ucraina e che da allora sono stati connotati da un aumento dell'instabilità finanziaria, aumento che ha pesato anche sugli andamenti appunto dei mercati finanziari e quindi anche sui portafogli dei fondi pensione. È stata un'epoca che non si è ancora conclusa, un'epoca complessa in cui le sfide non sono mancate e nel pomeriggio di oggi è stata anche l'occasione per fare il punto su queste sfide e sulle opportunità anche che questo periodo dischiude in un quadro come quello italiano, che è un quadro appunto complesso nel quale i numeri che ci consegna la transizione demografica sono dei numeri che inducono a riflettere sulle opportunità di intervenire e sui modi di intervento su un sistema pensionistico che dovrà tener conto del fatto che la popolazione attiva è destinata a ridursi in rapporto alla popolazione non attiva in un futuro prossimo, molto vicino a noi.